Pronto? Pronto, eccomi qua. Ecco, ciao Alexander. Ciao a tutti, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora hai sentito, noi abbiamo mandato il primo brano del tuo CD del titolo Soll Accender. Sulla Scender, sì. Ecco, Soll Accender. Sulla Scender o sulla Scender, ognuno la pronuncia secondo il proprio dialetto. Sì, qui vicino a Milano è la Scender, ma questo dialetto che tu hai chiamato Coinè, ecco, noi volevamo appunto sapere, siamo molto curiosi di sapere che cos'è. Ecco. La lingua che uso nelle canzoni è una Coinè, cioè un misto di dialetti. Io ho preso alcune caratteristiche della Lombardia occidentale, no? Milano, Como, Varese, Lodi, Pavia, che però valgono anche per la provincia di Novara, di Canton Ticino, eccetera, e Lecco, e ho messo alcune caratteristiche dei dialetti dell'Oriente, cioè di Bergamo, Brescia, Cremona. Sì. Per cui è una ipotesi di lingua letteraria, no? Mm-hmm. Noi siamo abituati oggi al fatto che la lingua letteraria, l'italiano, sia per forza lingua che si parla dappertutto in tutte le situazioni. Invece una volta la lingua letteraria non era necessariamente la lingua che tutti parlavano realmente. Certo. Io mi sono divertito a fare un po' la stessa cosa con i dialetti lombardi, anche per dare ai lombardi la sensazione di quello che è la realtà, cioè che i dialetti della nostra regione, anche addirittura anche al di fuori della nostra regione amministrativa, sono in realtà molto simili tra di loro e si possono venire incontro, come è sempre stato, anche se pensiamo alla gente che emigrava all'interno della regione, parlando un po' anche usando le forme che usano gli altri i parlanti, quelli che arrivano dalle province vicine. Io mi sono divertito a farlo con le canzoni, ma è una cosa che storicamente in realtà è sempre esistita. Sì, certo. Nella realtà. Se Sì. pensiamo ai nostri nonni che arrivavano da Bergamo e sposavano una donna di Milano o di Cremona o di Pavia, quando non c'era l'italiano come lingua comune, dovevano per forza adeguarsi l'uno alla lingua dell'altro. Ancora adesso? Quindi quella che ho fatto io è un'ipotesi di lingua letteraria, quindi tutta regolare, con la grammatica regolare. Caspita, che è esistita anche veramente nel Medioevo fino al 500 in Lombardia. un lavorone. Sì. Non so, io sono appassionato di linguistica, di musica e ho messo insieme le due cose e mi sono divertito parecchio. Ho capito. Certo, questo è il tuo primo CD, Soll Accender. Sì. Ecco, e ovviamente penso che sarà un inizio per te, o certo, pensi, certo. Sì, è un percorso che porterai avanti. Sì, io sto già lavorando ad altre canzoni per il prossimo disco, sto già pensando al terzo addirittura. Capita. Fino a fare un secondo. E se porti davanti con Laura. Esattamente. Ecco, volevo chiedere questo. Ovviamente questo è indirizzato, è soprattutto orientato verso un ascoltatore lombardo. Sì. Perché... Sì, però ovviamente guarda che in realtà i dialetti o i geoletti, come si dice più correttamente, cioè le varietà geografiche della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia, eccetera, sono molto simili. Sì. Non è che uno di Parma o di Piacenza fa così fatica a capire. No, ecco, credo sicuramente, diciamo nel nord sicuramente sì, verrà un po' più difficile, per esempio penso io per un romano, napoletano o siciliano, insomma. Sì, perché i nostri dialetti, quelli della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, del Trentino occidentale, ma anche della Liguria, in realtà fanno parte di un unico sistema linguistico. Hanno un'origine comune. Hanno un'origine comune, il cosiddetto gallo-italico, per cui in realtà le divisioni tra piemontese, lombardo, emiliano, romagnolo sono abbastanza approssimativi perché fanno tutti parte dello stesso continuum, di una grande area linguisticamente omogenea. Per quello che uno di Vercelli non è che parla così diverso da uno di Pavia o uno di Piacenza, da uno di Lodi, no? O di Pavia. Certo. Quello che si nota in più, diciamo, è l'accentazione, soprattutto, e la cadenza. Sì, esattamente. Tante volte si pensa che ci sia una diversità forte tra i dialetti, ma ci si riferisce in realtà a una cantilena, alla melodia si chiama, no? Sì. A un accento, ma anche quando si parla in italiano, uno che parla in italiano con l'accento di Milano parla diverso da uno che parla in italiano con l'accento di Bari, però
non vuol dire che non parlano la stessa lingua, parlano l'italiano con accenti diversi. E molte delle diversità che si attribuiscono ai dialetti all'interno della Lombardia sono di questo tipo, in realtà. Sì, noi qui come Radio Panda, che siamo a nord di Milano, abbiamo molta cura per i dialetti, non solo i nostri, ma noi abbiamo anche una trasmissione in friulano. Perfetto. Per cui ecco, l'unica... Sì. No, volevo dire che questa dentro nel disco, mi allaccio a quello che stai dicendo tu, no? Nel disco io uso un'ortografia che ho elaborato io in collaborazione con un linguista esperto di bilinguismo che insegna bilinguismo, no? Psicolinguista. E serve proprio è uno dei passi, degli elementi che servono per salvaguardare quelli che noi chiamiamo i dialetti, che sono in realtà dialetti sì, ma sono dialetti della lingua gallo-italica, nel nostro caso della sottovarietà del lombardo, no? Della lingua lombarda, riconosciuta anche all'UNESCO come quella piemontese, la siciliana, eccetera. Certo. E un'ortografia comune che rappresenti in maniera uniforme in qualche modo, o parzialmente uniforme, i vari dialetti, serve a renderli più funzionali dal punto di vista sociale. E nel libretto io ho usato questa ortografia ed è uno dei modi per salvaguardarli, perché ovviamente a me non piace soltanto cantarle nelle canzoni, ma mi piace l'idea che si mantengano, e per fare questo sono delle iniziative culturali e politiche importanti. Certo. Io volevo tornare un attimino al tuo CD, vuoi presentarcelo? Allora, Sud la Scendere sono 10 canzoni, in cui io appunto uso questa coine lombarda, e cos'è che si può dire? Sono canzoni da ascoltare, io uso degli strumenti anche della tradizione popolare o tradizione anche antica, come il baguette, la cornamusa bergamasca, il piffero dell'oltrepo pavese, le ocarine, che sono strumenti radicati nella tradizione della nostra regione, ma i suoni e i ritmi sono tipici decisamente più del rock, no? Infatti, è molto roccheggiante. Molto roccheggiante, chitarre elettriche, suoni anche un po' psichedelici, con un po' di sperimentazione anche negli arrangiamenti, e questi strumenti qui che però non aspettatevi del folk rock, no? Folk vero e proprio. Sono degli strumenti che ricordano il folk, ma in realtà sono suonati in maniera più rock, più moderna. Cioè, più vicino a noi. Ecco, allora, due cosine ancora. Il titolo è Sod la Scendere, ossia Sotto la Cenere, no? Sì. Avrà sicuramente un motivo, una motivazione, non è stato scelto a caso. Dunque, a me si chiama Lissander Brasca. Brasca, che è la brace, per cui sotto la brace, sopra la brace c'è la cenere. Sotto la Scendere, allora, mi dico manca sutta la Scendere, no? Però anche in certi, siccome le scrivi dalla coinè, che la coinè sutta, o recuperare un Sud la Scendere che si trovava in tanti siti, che si trovava anche dal milanese antico, si usava anche nel milanese. Sud la Scendere, e la cenere, non so, io lo lascio immaginare, visto i miei interessi anche linguistici, la mia passione per il recupero di una lingua che sta morendo, perché non credete alla bugia quando vi dicono che i dialetti italiani tutto sommato stanno benone. No. Magari sarà vero per i dialetti italiani, ma il problema è che i dialetti lombardi non sono dialetti italiani, per cui stanno male, perché rischiano la sostituzione totale con l'italiano. E quindi io cerco di fare con la produzione artistica un passetto, per quello che posso fare, verso la sensibilizzazione, e parlare per esempio alla radio come la vostra, la Radio Panda, è una di queste cose che si possono fare per mettere in guardia. Se ci teniamo alla nostra identità linguistica dobbiamo fare qualche cosa anche a livello politico e culturale. Sicuramente sì. Benissimo. Un grazie ancora. Grazie a te. E allora a presto. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Panda. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie.